Noi siamo nel filone pro-life, ecco, ci pare che l'Europa stia patendo, scontando pesantemente un calo demografico ed è probabilmente il problema maggiore in prospettiva, anche perché coinvolge molte donne che vorrebbero magari avere dei figli e non riescono ad averli per tutti gli ostacoli che vengono messi loro intorno. E non ci rendiamo conto che invece il ricambio generazionale è fondamentale anche per gestire meglio quello che potrebbe essere l'immigrazione, che così rischia di diventare sostituzione di una, diciamo, di una civiltà, di una mentalità, quando invece potrebbe integrarsi bene nel momento in cui c'è anche un scambio, un giusto rapporto, insomma, ecco. Allora diventa un rafforzamento, diventa una diversità, può diventare una ricchezza. E deve cambiare molto, secondo me, anche l'approccio al mondo del lavoro. Ecco, da noi il lavoro costa molto, non solo ma non perché vengono pagati molti dipendenti, perché ci sono troppe tasse sul lavoro. L'Europa paga più tasse sul lavoro di tutti gli altri, più del doppio di quello che per esempio paga il Giappone e molto di più anche degli Stati Uniti. Ci sono poi, e questi sono i paesi che pagano già abbastanza, voglio dire, ecco, ci sono paesi che ci circondano in cui praticamente il costo del lavoro è bassissimo, anche perché oltre che sottopagato non si pagano tasse eccetera, ecco, ma allora se abbiamo già questa differenza che la andiamo praticamente a raddoppiare aggiungendoci sopra un sacco di tasse, chiaramente andiamo fuori mercato, insomma, ecco.